Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. La Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano con questo nuovo video sul canale YouTube che abbiamo realizzato per mantenere il contatto costante e vivo con tutti voi, vi propone una autrice locale, Claudia Rauda Trövinger, che ci racconta la sua singolare esperienza. Questo libro ci interessa perché dimostra come anche delle persone che vivono su questo territorio, che fanno del multilinguismo chiaramente una priorità per tutti noi, per riuscire a muoverci in maniera disinvolta e dialogare e quindi relazionarci in maniera più semplice, sia riuscita a fare un salto ulteriore. È andata nei paesi del vicino Oriente, ha conosciuto ed è entrata in contatto, in particolar modo a Beirut, con una cultura diversa ma molto ricca e quindi ha incominciato a studiare l'arabo. Il titolo di questo libro è appunto Perché studio l'arabo? Ci sono varie risposte ad ipotetiche domande e quindi ci racconterà la propria esperienza come sudtirolese altoatesina che si muove da questo territorio, incontra un'altra civiltà, se ne innamora e ce la restituisce come propria esperienza personale. Ricordo che la biblioteca provinciale è aperta come servizio di prestito e restituzione tutti i giorni, dalle 9 alle 20 orario continuato. Potete prendere o restituire i libri nel foyer del centro Trevi Lab in via Cappuccini 28, ma chiamare la biblioteca o mandarci una mail per prenotare i vostri libri allo 0471 26 4444 oppure sul catalogo unico Explora o mandando semplicemente una mail info@bpi.claudiaugusta.it. La cultura non si ferma. Auguri a tutte e a tutti. Benvenuti alla presentazione del libro Perché studio l'arabo? 89 risposte di Claudia Rauda Trövinger, edito da Edizioni Rezia. È un libro particolare, è un libro bilingue, italiano-arabo, ovviamente, ed è il frutto di un viaggio dell'autrice che è partita dall'Italia per studiare l'arabo, si è trasferita in Beirut, ha vissuto ad Aleppo e poi per 2 anni a Tunisi ed è ritornata con un manoscritto. Il manoscritto ci ha presentato, ci ha anche convinto perché il mondo arabo ci è molto vicino, alla fine, visto che siamo vicini dall'Italia, tutto il mare Mediterraneo, ed è una cultura che è importante anche conoscerla meglio e forse questo libro può dare uno spunto e può aiutare. Proprio perché si parla dell'apprendimento linguistico, abbiamo coinvolto in questa presentazione anche il centro multilingue, la mediateca che si trova qui presso il Trevi Lab insieme alla biblioteca provinciale Claudio Augusta e dalla voce di Donatella Ricchetto saprete, avrete notizie e informazioni relative a quelli che sono i percorsi e i servizi per apprendere nuove lingue, tra cui anche l'arabo. Il centro multilingue presso il centro Trevi Lab in via Cappuccini 28 a Bolzano fa parte dell'ufficio bilinguismo e lingue straniere della provincia ed è una biblioteca specialistica dedicata all'apprendimento autonomo e all'insegnamento delle lingue. Disponiamo di materiali sia cartacei che multimediali in oltre 20 lingue, indirizzati a tutte le età e a tutti i livelli di conoscenza linguistica, che possono essere presi in prestito gratuitamente. Riteniamo sia importante adattarci ai cambiamenti sociali e culturali e il nostro obiettivo è quello di divulgare le lingue e le culture. La lingua proposta oggi è l'arabo, di cui abbiamo un patrimonio di oltre 200 titoli, suddivisi tra corsi, grammatiche, manuali di conversazione, letture facilitate, libri bilingui per bambini e adulti, letteratura e narrativa. Sono inoltre disponibili delle risorse selezionate per l'apprendimento di varie lingue, una sezione è dedicata anche alla lingua araba. Il materiale può essere preso in prestito su prenotazione al numero 0471 300 789 o tramite catalogo Explora oppure via mail all'indirizzo centromultilingue@provincia.bz.it. Può essere poi ritirato al front office del centro Trevi Lab da lunedì al venerdì dalle 9 alle 20. Vi aspettiamo!
In descrizione trovi le bibliografie digitale e cartacea della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta e altri link utili. Ti ricordo che puoi iscriverti al canale e cliccare la campanellina per non perderti i nostri aggiornamenti. Buongiorno, grazie a Thomas Kager, grazie alla Biblioteca Claudia Augusta, gentile pubblico, cari quattro gatti. Sono qui per presentare il libro Perché studio l'arabo, che è un libro un po' particolare, come ha già detto Thomas è bilingue, italiano-arabo, e si può dire che si situa fra il libro d'artista e la letteratura in senso classico. È stato definito gentilmente arte verbale. Vediamo cosa ne pensate. È composto da 3 capitoli, quello delle tante dediche, quello delle poesie, citazioni e proverbi, e poi finalmente quello delle risposte alla domanda perché studio l'arabo. Iniziamo con le dediche, con qualche dedica, non vi preoccupate. A te a Tripodi, la mia maestra delle elementari, per averci detto: al mondo ci sono centinaia di milioni di persone con una fede diversa dalla vostra. Non crederete mica che siano tutti stupidi. A Sabo Solt, il mio insegnante di tedesco, storia e educazione politica alle medie, per le sue risposte che potevano durare ore, giorni e settimane. Per aver spiegato a noi ragazzi dagli 11 ai 13 anni qualche modo sottile che utilizzano i giornali per influenzare il pensiero delle persone, ovvero per averci introdotti all'arte di leggere fra le righe. Per averci chiesto di definire il significato delle parole che usiamo, per averci definito il significato della parola sciovinista, per essersi rifiutato di dirci anche un'unica parola nella sua lingua madre l'ungherese, per averci preparato su un falò accanto a un lago con attorno nient'altro che montagne e boschi un paiolo pieno di goulash, il piatto nazionale ungherese a base di spezzatino e cipolla. Una volta, durante un'uscita in città con dei suoi allievi, ha visto come uno di questi tredicenni toccasse con la punta della scarpa in modo di assoluto disprezzo una donna seduta davanti a un negozio per chiedere l'elemosina, e gli si rivolse con rabbia: che cosa stai facendo? Questa è una zingara. Questa è una madre con un bambino. Perché non va a lavorare? Tuo padre ha una ditta. Lo sai cosa succede se a chiedere un lavoro viene uno zingaro? Ci ha spiegato che per definizione un filosofo è semplicemente uno che ama pensare e che la mente umana si sviluppa di fronte ai problemi, come in Egitto, dove se non si fossero ingegnati a stendere il primo calendario non avrebbero mangiato. A mia nonna Leni, che sapeva cosa significhi essere ragazza senza la protezione di un padre, di una casa o perlomeno dei soldi. A chi ha cercato di insegnarmi a non dare fiducia. A coloro che mi hanno dato le loro chiavi di casa. Ileika. Yamen ataitani mafatir halem kuntu aduru haunahu. A te, che mi hai dato le chiavi per un mondo attorno al quale stavo girando. Mi hai regalato il deserto e dentro questo deserto una casa perfetta, sorvolata dai fenicotteri e circumvolata dalle rondini, da cui vedere l'alba e il tramonto, il minareto più caro, il nostro quartiere e tanto altro. Amata dai ladri, priva di elettricità, ai tuoi occhi e alla tua bocca che sembrano fatti per ridere da lontano, alla tua camminata che rivela quasi tutto di te,
Ma che dico camminata? Ma se non sei un essere umano, se sei un delfino, che se la nuota con 200 amici, delfini come lui o quasi, in un oceano, che non sarà mai inquinato, e anche se lo fosse, che problema c'è? Come si dice dalle tue parti? طالما إن صحبة جيدة فإننا بخير حتى لو كنا في الجحيم. Finché la compagnia è buona si sta bene anche all'inferno. Quando arrivai in Siria, seconda tappa del mio viaggio full immersion nella lingua araba, ero abituata a studiare non più di 2 ore al giorno. Stavo venendo da Beirut, dove la mia coinquilina mi aveva detto: quello che tu chiami soggiorno studio a me sembra una vacanza. Eccomi quindi, reduce da questa specie di vacanza, intenzionata a impegnarmi al massimo. Quando in passato mi era toccato passare tanto tempo sui libri, avevo scoperto che per me era più facile concentrarmi stando in un caffè che trovandomi da sola nella mia stanza. Ma nella città dove stavo ora, quella di Aleppo, avevo l'impressione che al caffè ci andassero solo gli uomini. E allora come fare? Dove trovarla la concentrazione? Venne a trovarmi lei, nei panni di un uomo di nome Omar, qualche fata gentile, il mio angelo custode, il destino, qualcuno. Deve avergli detto: vai al Hotel Barbush, nei pressi di Bab el Farash, Aleppo. Fa finta di essere un imbianchino e falle vedere come si lavora. 28 anni, giovane e maturo allo stesso tempo come sanno essere i siriani. Fisico solido, barba cortissima, fra le 2 sopracciglia una ruga breve ma profonda. Veniva al mattino, appariva senza guardare né a destra né a sinistra e lì nell'ingresso, che faceva anche da reception e soggiorno, e quindi ben in vista di chi se ne stava seduto comodamente sui divani, come me, si inginocchiava davanti alla sua cassa degli attrezzi a scegliere in questa posizione assolutamente simmetrica quello che gli serviva per le ore che aveva davanti. E iniziava, una parete dopo l'altra, una stanza dopo l'altra, calmo e metodico, come se non avesse mai fatto altro e fosse potuto andare avanti per tutta la vita. Faceva anche delle pause e durante quelle lo si sentiva cantare dalla stanza di turno. O forse stava recitando il Corano, ai tempi non riusciva a distinguere fra l'uno e l'altro. Trasmetteva serenità. Davanti a tutto ciò le possibilità erano 3. Innamorarmene, farmene contagiare, una combinazione di entrambe le cose. Chi lo aveva mandato, per evitare la prima e la terza delle 3, si era raccomandato con lui di farmi sapere alla prima occasione che stesse per sposarsi. Grazie al cielo. E così rimaneva la mia stanza e il mio balcone, una scrivania dentro, una fuori, il libro, il quaderno, la penna. In breve tempo, da 2 ore di studio al giorno sono passata a 10 e le mantenni per un bel po', finché, anzi, qualche fata gentile, il mio angelo custode, il destino, qualcuno, me lo impedì. Ma questa è un'altra storia. Omar. A chi mi disse 1000 volte domani e a chi parecchi anni dopo mi svelò che domani in arabo potrebbe voler dire scordatelo e cerca di arrivarci da solo, da sola, al perché. Usa i dati che hai a disposizione, pensaci, o magari ti giunge qualche illuminazione. E se ci metti tanto per arrivarci, per me non c'è nessun problema, e neanche se non ce la farai mai. Comunque è possibile che se e quando capirai ti verrà da ridere. Passiamo al secondo capitolo, quello delle citazioni delle poesie. La prima. Della religione in 100 anni si può anche non parlare mai. Questo è del personaggio Issa, in Il mio protettore si chiama Ibu, un film ancora da realizzare.
La prossima è di Goethe e dice: e se l'occhio nella sua essenza non somigliasse al sole, non lo potrebbe neanche vedere. La terza è di Siman Khawam, un pittore e poeta siriano-libanese. Tatruku ibtisamataha ala tawila, jiheson ya'asu atam'anina fil ghurfa. Lascia il suo sorriso sul tavolo, uno strumento che diffonde serenità nella stanza. Perché studio l'arabo? Siamo alle risposte. Per sedermi in un caffè occidentale, leggere il giornale in 4 lingue, fare una bellissima figura e sentirmi ignorante in 4 lingue diverse. لأن لسان جديد إنسان جديد كما يقول اللبنانيون. Perché, come dicono i libanesi, lingua nuova, persona nuova. Per trovarmi costretta a vivere per un periodo considerevole nei paesi arabi e potervi frequentare gli hammam. Poterci andare una volta alla settimana fa parte di quello che io chiamo qualità di vita. Un hammam è un posto pubblico dove la gente va per dedicarsi alla cura del corpo e rilassarsi. Architettonicamente simili ai bagni degli antichi romani, per dare un'idea, ma niente affatto riservati alla cerchia benestante. Vi si trovano delle saune, altre sale o salette a temperatura molto più contenuta. Sono suddivisi in una parte dove ci si cambia, dove ci si lava e una per riposarsi, a percorso finito. Vi lavorano delle signore, per i maschi dei signori, addetti alla depilazione, questo forse i maschi non se la fanno fare, al massaggio e addirittura allo stesso lavaggio. L'ideale per gente come me è se la luce elettrica non viene accesa e ci si limita a far filtrare quella del sole attraverso delle fessure sui soffitti a forma di cupola che sono costruite apposta per far entrare sì la luce ma solo in maniera indiretta per proteggersi il più possibile dal caldo. Ricordare che dove si studia l'arabo d'estate le temperature possono essere anche molto elevate. Si tratta quindi di una luce indiretta e soffusa che distende piacevolissimamente lo spirito. Può anche capitare che lo spazio nel quale ci si trova sia bello come quello di una cattedrale, ma privo di ogni immagine e addirittura di ogni colore, oltre al bianco e al grigio. Mentre una chiesa è tutta orientata verso l'altare, i punti focali degli hammam sono ovviamente immanenti. Quello al quale sto pensando è il Hammam Yalbura al-Nasri, situato ad Aleppo e vecchio circa mezzo millennio. Ne parlo al presente come me lo ricordo, quando invece durante questi ultimi catastrofici anni è andato distrutto, almeno in parte. Ahimè. È costruito intorno a 2 centri, uno nello spazio all'entrata, dove sotto un'alta e ampia cupola si trova una fontana che emette il suono più amato dalle persone abituate al deserto, ovvero quello dell'acqua che scorre, e attorno, su un piano rialzato, gli spogliatoi, con davanti rispettivamente 2 divani. Qui ci si prepara per il levaggio e ci si torna terminatolo. Il secondo centro si trova nell'area del lavaggio, sempre sotto una cupola alta e ampia si trova uno spazio rotondo e vuoto, pavimentato di sassi levigati dall'uso, dove i bambini si divertivano a scivolare in piedi o a pancia in giù. Attorno si aprono gli spazi che le varie famiglie possono occupare, ognuno dotato di un rubinetto con l'acqua fredda, mentre l'acqua calda si trova in un vano apposito. In Siria, dove le donne nel hammam indossano una qualche sottoveste, che sembra possa essere di tutti i colori tranne il bianco e il nero, e con le sole mutande vengono lasciati i bambini piccoli e le persone così vecchie da avere l'aspetto attorcigliato di foglie di nocciolo caduto da tempo, l'impressione nell'insieme è una via di mezzo fra un film di Fellini e una qualche girone del purgatorio dantesco. Dentro si passano le ore a stare a mollo, insaponarsi e insaponare, pulire la pelle a fondo usando un guanto particolare
farsi massaggiare, sonnecchiare, bere, ascoltare, chiacchierare, invidiare, gongolare, fregarsene altamente, mangiare, fumare in poche, dormire, studiare. Ne ho vista solo una e sono stata io. Fare conoscenze, litigare, allattare, all'occasione anche a cantare, tamburellare e ballare. L'unico problema è che una volta passati per l'iter di un'istituzione del genere e aver sperimentato il senso di pulizia profonda che ne risulta, bagni occidentali comuni potrebbero lasciare insoddisfatti. Perché studio l'arabo? Avevo finito con calma gli studi. Avevo aggiunto un corso correlato di 1 anno e completato anche quello e stavo ora lavorando e basta. Mentre prima avevo sempre affiancato il lavoro allo studio, ma senza che questa occupazione fosse soddisfacente per me. Ero pagata per vendere cose di nessuna utilità a persone che ne avevano già troppe. Spiego. Una citazione rivelatrice di persone che hanno visitato il negozio, anzi 2 citazioni. Di tutte le cose che si possono avere ne abbiamo già 2. E siamo in un'età nella quale l'abitazione è già piena zeppa di oggetti e bisogna iniziare a svuotarla un poco. Nessuno in famiglia aveva bisogno di me ed ero inoltre priva di un legame d'amore. Mi sarebbe piaciuto mettere su una piccola comunità di artisti e avevo anche già trovato una casa ideale, ma gli interpellati non hanno abboccato. Mi erano capitati dei soldi e le prime 2 idee di investimento non avevano incontrato il favore del destino. Inoltre avevo 1. Nessun problema di salute, 2. Un passaporto italiano. Ero quindi libera come un uccello migratore. E cosa fai se non hai niente da fare, se non un ulteriore giro di studi? A proposito di uccello migratore, chi è che si è chiesto? Chi è che lo sa? Ma non sono anche gli uccelli migratori incatenati alle rotte dei loro viaggi? Perché studio l'arabo? Non ho niente di meglio da fare. Quando ho fatto i miei primi 5-10 anni di scuola, sembrava che di professioni ce ne fossero molto meno di adesso. C'era il pompiere, il falegname, il macellaio, l'infermiere, lo spazzino, il bidello, il dottore, l'astronauta, il contadino, il musicista, l'agente segreto, il pirata, l'insegnante e tanti, ma non troppi altri. Nel frattempo mi pare che si siano moltiplicate e spesso quando la gente dice qual è il suo mestiere non si capisce bene cosa realmente faccia. Bene, quando ero piccolina, dalle mie parti, quello di uno che sapesse l'arabo, o il persiano, il cinese, il giapponese, era quello di una persona molto colta, una persona degna di rispetto, la cui visione del mondo si scostasse da quella di altre persone che avessero studiato meno o altro. Una persona che forse sapeva parlare anche di astronomia, di musica, delle diverse religioni, di filosofia, eccetera, una persona erudita. È in questo senso che studio questa lingua. Ricevono stelle di merito sia i militari che gli hotel. Voglio anch'io una stella sulla mia divisa da persona di cultura, anzi 2, una per spalla. Il tempo sta scadendo e allora vi leggo ancora 2. Perché studio l'arabo? Per andare a farlo in Tunisia e sentirmici chiedere: ma tu sai cosa hanno fatto gli italiani in Libia? E dover dire di no. Più avanti l'ho saputo. In 20 anni di colonialismo hanno ucciso il 10% della popolazione. Si consiglia il libro Gli italiani in Libia, dal fascismo a Gheddafi, di Angelo Del Boca, o Italiani brava gente, dello stesso autore. Un attimo.
questa è l'ultima. Perché studio l'arabo? Per poter vivere il più a lungo possibile in o accanto a una medina araba. A questo punto confesso di essere allergica alle macchine. È un po' anche l'opinione diffusa che farne a meno di quelle private dico sia impossibile. E quindi questo tipo di urbanistica, con le sue strade, vie, viuzze, in gran parte semplicemente troppo strette per farle passare, rappresenta l'ideale per me. Vi posso camminare per chilometri e chilometri senza essere disturbata dai rumori dei motori. Riesco a sentire invece il calpestio dei passi, il parlottare e mormorare della gente. Il sussurrare no. Quello, almeno in Tunisia, dove sono maestra in quest'arte, è assolutamente impercettibile alle mie orecchie. Ogni tanto qualcuno passa canticchiando. Si possono lasciare i bambini a giocare fra le case e sugli spiazzi e questo è ciò che fa per me di un quartiere un buon quartiere. Avete mai visto? E qui mi rivolgo principalmente ai miei lettori che non siano di madrelingua araba. Avete mai visto passare un monellino di circa 3 anni con al guinzaglio un montone alto quanto lui? Nessun adulto lo stava accompagnando, nessun fratellino maggiore, nessuna bambinaia. In questo spiazzo gremito di gente perché intanto l'occasione chiunque avrebbe prestato attenzione. Mai visto? Beh, io sì. Con questo devo chiudere. Grazie dell'ascolto.